Apriamo questa puntata con una bella ragazza, Jessica, vero? Jessica, sì, esatto. Senti Jessica, come te la cavi col dialetto? Malino, diciamo. Che fai tu? Studi? Abbastanza brava, sì. Cosa? Prudenza. Andrai meglio quindi in legge probabilmente. Sì, diciamo di sì. Speriamo. Allora, questo è il dedo. Prova a leggere un po'. L'interesse è il copo l'amicizia. Jessica, voglio dire, quasi non siamo sul 30, però almeno un 22 te lo porti a casa. Che significa secondo te l'interesse e il copo l'amicizia? Che l'interesse, tipo il denaro, ammazza l'amicizia, batte l'amicizia. Però tu Jessica solo amiche e amici autentici, vero? Sì, esatto, si spera. Restate con noi, tra pochissimo iniziamo. C'entro anch'io, c'entro anch'io. Amici, ben ritrovati a Centro Anch'io. Guardate quanto è bello questo cofanetto nuziale con storie di Susanna che sarà nella stanza numero 2 della Pinacoteca Tosio Martinengo. L'opera di oggi è un cofanetto nuziale in avorio decorato con scene della storia biblica della casta Susanna. Nel Rinascimento era uso che dopo la promessa di matrimonio lo sposo donasse alla futura moglie un cofanetto pieno di gioielli e di piccoli doni come specchietti e pettini. La base e il coperchio sono finemente lavorati con un intarsio di materiali policromi che definiscono motivi a nastro e a stella. Nel fregio in avorio le figurette si muovono con mosse aggraziate e svolazzanti e indossano abiti caratteristici del primo 400. Lo stile è tipico di una particolare bottega attiva nel nord Italia fino alla metà del 400, detta Bottega delle Storie di Susanna, proprio per la prevalenza nelle sue realizzazioni di questo tema. È vero o non è vero che l'interesse è il copo l'amicizia? Chiediamolo ai bresciani. Cioè l'interesse uccide l'amicizia. Secondo lei è vero questo oppure no? Sì, purtroppo sì. Sì. Quindi meglio tenersi l'amicizia, quelle senza interessi. Esatto. Aldo, il signor Aldo, l'interesse è il copo l'amicizia. È vero questo secondo lei? L'interesse è il copo l'amicizia. L'interesse uccide l'amicizia? È vero secondo lei? Direi di sì. Proprio. L'interesse uccide l'amicizia. È vero secondo lei? Cioè, l'interesse laddove c'è, insomma, non c'è vera amicizia. Laddove c'è interesse secondo lei ci può essere anche vera amicizia? Affari? Assolutamente, sì. Può essere benissimo un'occasione per fare affari anche se si è amici, cioè non c'è nessuna incongruenza secondo me. C'è da fidarsi della signora. Abbiamo avvicinato i pavesi, guardate qua che splendida gioventù di Pavia in gita a Brescia. Sì. Come sta andando sta esperienza, sta escursione? No, bello. Prima volta qui a Brescia? Sì, per me sì. Anche per me. Sì, è la prima volta. Allora, vediamo un po' se in queste poche ore di permanenza nella nostra città avete imparato un po' il nostro dialetto. L'interesse è il copo l'amicizia. L'interesse è lo stesso dell'amicizia. Il copo non è facilissimo, vuol dire uccide. L'interesse uccide l'amicizia. Ah sì, no, a coppare magari ci sarei arrivata, a coppa, non lo so. È vero. Sì, quindi in affari non ci sono regole. Ma neppure amici. E neppure amici. Però tu qualche amico ce l'hai. Direi di sì. Non in affari. Proprio di sì. Non in affari. Non in affari. A calcetto. Ma neanche. Più allo stadio che al calcetto. Beh, l'interesse è perciò uno che, non so, vuole cose tutte per sé e non per gli altri. L'amicizia va a finire male, diciamo. Diciamo che l'amicizia ha altre regole, insomma. Ecco appunto altre regole, perché se uno pensa solo al solo interesse, non pensa agli altri e perciò l'amicizia... Giusto, grazie Alfredo per queste belle parole. Lei un po' di amici ne ha. Mamma mia, ne ho di amici, io mi conosco dappertutto. Non ne ho la minima idea, non ho mai capito il bresciano, ci ho provato tante volte, ma l'interesse è il copo all'amicizia. L'interesse ammazza l'amicizia. Oh, Carlo, lo vedi che se ti sforzi? Sì, se mi sforzo adesso ci arrivo un pochino, sì.
L'interesse è il copo l'amicizia, ovvero laddove prevalgono interessi economici pare che vada scemando il senso di amicizia, non sia più autentico, non sia più sentito, vero, efficace. Speriamo di no. Grazie, alla prossima!